Presidente di Itaca, questa nuova entità di studio, di vicinanza non solo italiani all'estero, ma ai cittadini in mobilità in Europa e non solo in Europa? In Europa e non solo in Europa, vicinanza ai cittadini italiani e non solo, cioè a tutti coloro che si muovono. L'idea che ci ha portati a far nascere Itaca è esattamente questo: partire dall'esperienza che è stata accumulata in questi decenni da parte innanzitutto delle strutture, delle associazioni INCA nel mondo, nell'integrare, nell'assistere e integrare le comunità dei cittadini italiani. Oggi Itaca nasce per prendere questa esperienza, metterla in rete e possibilmente, questo è il nostro auspicio, rilanciarla a disposizione non solo della nuova immigrazione italiana, ma di tutte le altre comunità di migranti che faticano ad integrarsi nei paesi in cui si recano e a veder tutelati e rispettati i propri diritti. Questa quindi è la sfida, partire da ciò che l'INCA nel mondo sa fare e ha fatto bene per tanti anni e renderla però, come dire, a disposizione di tutti. In quest'ambito avete privilegiato un particolare aspetto? Innanzitutto sappiamo benissimo che la sfida è alta e che per fare una cosa del genere non bastiamo, nessuno ce la fa da solo, quindi il primo aspetto su cui stiamo lavorando è quello dell'allargamento della nostra rete, la rete di conoscenze ma anche la rete di relazioni. Stiamo contattando, abbiamo coinvolto e sono già straordinariamente coinvolte realtà associative, sociali, anche singole persone residenti in tutto il mondo e non soltanto italiani che, scoprendo Itaca, vogliono darci una mano, vogliono partecipare, vogliono far parte di questa rete, portano competenze spesso preziosissime che noi non avevamo mai incontrato. Penso in questo momento ad esempio alle comunità di argentini presenti in Spagna, penso alle comunità di cittadini del Pakistan e del Bangladesh nel Regno Unito, i brasiliani negli Stati Uniti, anche competenze individuali di studiosi, giornalisti, persone che per spirito volontario vogliono attivarsi o sono già attive nel campo appunto dell'integrazione degli stranieri in altri paesi, con uno spirito che è sempre quello ovviamente di vedere riconosciuta la libertà di circolazione e il diritto a essere pienamente integrato in qualsiasi paese ci si trovi. Altro aspetto su cui stiamo lavorando e dove lavoreremo moltissimo ovviamente quello dello studio e della ricerca. Un tema del genere non si affronta senza avere basi solide di competenza e di conoscenza, sia generale per quello che riguarda le normative più ampie nel piano comunitario o nelle grandi aree mondiali, ma sia di competenza e conoscenza specifica rispetto ai fenomeni migratori che avvengono magari in piccole realtà locali, piccole mi si passi il termine, oppure di quelle che sono le regole, le leggi di ogni singolo paese. È legato quindi anche alle attività del patronato? Alle attività di patronato in senso tradizionale possiamo dire in nessun modo rispetto alle attività note. La sfida è proprio quella, cioè mettere a disposizione delle strutture che hanno una storia e una capacità nelle attività di patronato, delle competenze affinché possano allargare il proprio ventaglio di servizi a tutte quelle domande, a quei bisogni che ci sono che non sono come dire, esauriti nelle attività tradizionali di patronato. Per questo dicevamo è fondamentale studiare e conoscere. Itaca ovviamente su indicazione, impulso dell'INCA CGIL gestirà e gestisce l'osservatorio, un osservatorio che sarà sulla mobilità internazionale, quindi su tutti gli aspetti legati alla migrazione e chiaramente ai temi dei diritti connessi con le migrazioni, quindi dalla libertà di accesso e di residenza e soggiorno in un paese ai diritti del mondo del lavoro, ai diritti sociali connessi rispetto ai vari welfare locali o in area più ampia. In questo senso abbiamo avviato degli studi che hanno preso le mosse in queste settimane, degli studi di carattere generale. Il primo fra tutti è portando avanti la nostra vecchia esperienza sul coordinamento delle politiche sociali europee. C'è una vecchia legge europea che coordina le politiche sociali dei vari paesi, che abbiamo visto con progetti precedentemente fatti quanti buchi lasciasse questa norma di coordinamento. Oggi dai rumors che vengono in ambito dell'Unione Europea sappiamo che c'è un'intenzione forte di rivederla. Non sappiamo in che senso vogliono rivederla. Quello che stiamo noi facendo è ovviamente cominciare a studiare, a rimettere fuori, a allargare i rapporti rispetto a quello che era appunto la legge attuale, questa normativa attuale sul coordinamento delle politiche sociali europee, cominciando ad insistere su quali sono gli aspetti che andrebbero cambiati, quali sono gli aspetti che andrebbero migliorati affinché ci sia davvero
una tendenza all'armonizzazione nelle politiche sociali tra i vari paesi europei, e quello è un nostro filone di studio in questo momento. Un altro che abbiamo deciso di privilegiare è sulla presenza di altre comunità all'interno dei paesi stranieri, comunità non italiane. Quindi abbiamo avviato uno studio sulla presenza dei cittadini argentini in Spagna, su come funziona il fenomeno migratorio fra l'Argentina e la Spagna. Noi sappiamo che è fortissimo, nasce quasi automaticamente alla fine del ciclo di studi in Argentina l'idea di andare in Spagna, e da lì però usarlo o come paese dove rimanere per le facilità linguistiche o come trampolino verso altre realtà europee. Uno studio e una relazione sulle comunità di cittadini del Bangladesh e del Pakistan nel Regno Unito. Abbiamo scoperto, per noi è stata una vera e propria scoperta, che in larghissima parte, una parte inimmaginabile, sono italiani provenienti dal Bangladesh e dal Pakistan, cioè cittadini che hanno vissuto in Italia per lungo periodo, che hanno la nazionalità italiana, che si sono trasferiti ormai anche quasi da un decennio nel Regno Unito e parlano perfettamente italiano e hanno bisogno ad esempio delle nostre attività consolari, anche rispetto ai loro contratti di lavoro o possibilità di accesso alle politiche sociali del Regno Unito. Appunto una scoperta che però ci fa capire, come piccolo esempio, come nell'attività anche di patronato c'è oggi bisogno estremo di rivolgersi non soltanto a ciò che conosciamo come comunità italiana tradizionale, ma come oggi magari una comunità italiana parla il bengalese. Abbiamo privilegiato uno studio partito proprio in questi giorni, ad esempio sulla comunità italiana a Malta. A Malta non c'è nessun patronato e però c'è una presenza comunità di cittadini italiani molto molto forte, non soltanto da un punto di vista imprenditoriale come si immagina, ma anche da un punto di vista giovanile. A Malta spesso si va per l'Erasmus, ma poi si resta, come spesso succede, e allora bisogna avere a che fare con la burocrazia locale, con le norme del lavoro locale, anche con le norme di soggiorno, di residenza, e lì si sta costruendo e si sta ampliando in maniera esponenziale una comunità italiana, anche giovanile, che ha bisogni, che ha delle domande e che ha bisogno di essere assistita, non soltanto, come dire, nel momento iniziale di arrivo e di ricerca magari di un'occupazione, ma poi nel capire come in quella realtà che comunque sembra apparentemente positiva e aperta, in realtà, come ogni altro paese, pone delle domande, pone dei problemi e ha bisogno delle risposte e dell'assistenza. Stiamo insistendo molto sul nostro lavoro con i cittadini di paesi terzi, cioè al di fuori dell'Unione Europea, rientrati nei loro paesi d'origine, ad esempio in Tunisia, in Senegal e in Marocco. In quest'ambito le iniziative portate avanti come Itaca sono tese all'integrazione culturale e al superamento di quelle barriere in questi anni, diciamo, di diffidenza che ci sono tra culture e sensibilità anche religiose diverse. Ecco, noi lì promuoviamo e portiamo avanti ogni tipo di iniziativa che possa portare ad un intreccio, ad un incontro, partendo da momenti anche semplici come è stata la Coppa Itaca a Tunisi, cioè quindi un torneo di calcio per i bambini delle periferie di Tunisi all'interno di un oratorio salesiano, o come possono essere i tavoli di lingua che portiamo avanti sia di italiano che di inglese a Londra, o appunto il club della lingua italiana che portiamo avanti a Tunisi, per far sì che i bambini al momento della scelta della terza lingua scolastica dopo il tunisino e il francese possano scegliere l'italiano già con qualche base di preparazione, quindi per promuovere questa scelta all'interno dei ragazzini, insomma, di 13 anni che sono a Tunisi, anziché scegliere soltanto l'inglese, se qualcuno aiutato da noi e preparato con i nostri tavoli di lingua comincia a studiare l'italiano già da piccolo, magari da grande, come è probabile quando viene in Italia, ha già un passaggio di integrazione e di inserimento più facile. Quali rapporti, ad esempio, in Tunisia con le autorità locali? In questo caso l'integrazione della lingua italiana nei curricula scolastici. C'è un grande riconoscimento del ruolo innanzitutto dell'Inca Tunisia e poi del lavoro che stiamo facendo oggi da parte delle autorità locali in Tunisia, a partire ovviamente dalle forze quelle tradizionalmente più interessate ai temi sociali, che sono quelle sindacali, ma spesso forze che non avevamo mai incontrato. L'esperienza fatta ad esempio con la presenza scolastica religiosa organizzata a Tunisi per me è molto importante, sono strutture importanti e storiche che hanno lavorato comunque sul campo dell'integrazione, della formazione, della conoscenza e quindi dell'integrazione, con la quale scopriamo di condividere completamente la base valoriale nell'approccio alla presenza e al dialogo sul territorio, e si stanno mettendo in piedi e si costruiscono delle esperienze che sinceramente fino a qualche anno fa magari erano inimmaginabili per il nostro mondo. In Germania, là dove sta cambiando anche a livello sociale
la percezione politica. Quale tipo di riscontro voi avete avuto? La sorpresa connessa anche agli ultimi risultati elettorali che ci sono stati in Germania, diciamo sorpresa negativa ovviamente, è stato quello di scoprire anche laddove apparentemente con politiche migratorie diverse, inclusive o almeno dichiarate così, in realtà poi si arriva a prendere atto di un sentimento popolare che invece è chiuso, è ostile, è diffidente, è impaurito. Noi lì dovremo portare avanti, ne siamo convinti, un lavoro che non è semplice e però è l'unico possibile, e cioè partire proprio da quell'esperienza, dalla fatica che è stata fatta negli anni per dare alle comunità italiane la possibilità di integrarsi in un paese che era anche solo linguisticamente difficile, anche già solo per quello era un paese difficile, però dove spesso le nostre comunità hanno raggiunto livelli di integrazione molto importanti e di riconoscimento, non soltanto all'interno dell'ambito italiano, ma spesso proprio come riconoscimento istituzionale negli ambiti cittadini, municipali e locali, o nelle forze sindacali, nei partiti politici, nelle istituzioni. Quindi c'è stata una possibilità vera e forte di integrarsi. Lì, a mio avviso, servirà spingere molto su questo esempio. Cioè sottolineare come con un lavoro anche paziente e concreto, quindi partendo proprio dai bisogni reali, da come i bisogni dei cittadini migranti si incontrano con ciò che è il welfare locale, le possibilità di accesso al lavoro, i contratti di lavoro, tutto ciò che riguarda appunto questi aspetti possono essere affrontati, come aiutando i cittadini migranti su questi aspetti, li si aiuta anche a integrarsi più facilmente e quindi a creare un contesto sociale che non è spaventato. Uno dei problemi principali in Europa è attualmente la Brexit. La sua competenza, che è anche quella di responsabile delle sedi INCA in Inghilterra, l'ha portata a individuare particolari elementi utili anche per l'attività di Itaca? Noi in questa esperienza abbiamo deciso di attivare subito appunto con Itaca un osservatorio Brexit, cioè all'interno delle attività del nostro osservatorio di studio e di ricerca di concentrare un capitolo specificamente sul tema Brexit. E sarà un tema lungo, perché soltanto le trattative per l'uscita si annunciano durare perlomeno fino al marzo del 2019, sottolineiamo questo perlomeno, perché potrebbero ovviamente durare molto di più. Ma poi perché è un tema che inciderà, ma già incide, sulla vita di milioni di cittadini. Basti ricordare che solo in questo momento sono 3 milioni di cittadini comunitari, e ripeto soltanto quelli della Comunità Europea, presenti nel territorio britannico, e sono più di 1.200.000 cittadini britannici presenti nel territorio europeo. Quindi parliamo solo nell'ambito di relazione tra il Regno Unito ed Europa di oltre 4 milioni di persone. 4 milioni di persone formalmente presenti, noi sappiamo benissimo che possono essere molte di più. Allora, in questa vicenda delle trattative e dell'uscita dalla Brexit è chiaro che il nostro punto di interesse privilegiato è sulla possibilità non solo di permanenza di questi cittadini in piena titolarità all'interno delle aree che hanno scelto, e cioè dei cittadini comunitari nel Regno Unito e dei britannici presenti in Europa. Il nostro interesse è che rimanga aperta quella frontiera e che continui una libertà di circolazione non solo per chi già c'è, ma anche per chi ha intenzione di spostarsi fra i due blocchi, diciamo, dai due lati della manica. È uno dei temi, chiaramente, che posto nell'agenda delle trattative, è uno dei temi che sta lì come un macigno tra i famosi 3 punti che sono alla base delle trattative oggi preliminari per avviare il percorso Brexit, e sono, come sappiamo, chiamiamola così, la, tra virgolette, multa, cioè quanto il Regno Unito dovrà restituire all'Unione Europea, e su questo immaginiamo e vediamo che le trattative stagnano. Il secondo è quello della frontiera tra Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, e anche quello è facile capire quanto sia delicato come capitolo, perché oltre a rappresentare l'unica frontiera fisica vera per il Regno Unito, che è un'isola tranne in quel tratto, certo incontra sensibilità storiche che sono a livello altissimo, e quindi c'è il rischio di far riesplodere delle situazioni che sembravano polveriere sopite, grazie all'Unione Europea. Sopite solo per questo, perché quel confine si era reso così labile, perché il Regno Unito era all'interno dell'Europa. E il terzo punto, che è su questa agenda, quindi alla base delle trattative, è quello della libertà di circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. Ora, sarebbe brutto, diciamo, che se si trovasse un accordo positivo per quello che riguarda il mercato, quindi le merci e i capitali, a scapito di quella che è la libertà di circolazione, perché noi sappiamo benissimo, non c'è nessuna ingenuità in noi, che poi alla fine fondamentalmente le preoccupazioni immediate dei cittadini rispetto al tema dell'immigrazione sono
quelle che vogliono le frontiere chiuse, e perciò sembra quasi il tema più sacrificabile, ma in realtà fra tutti questi è il tema più delicato, proprio perché è quello che davvero investe la vita di milioni e milioni di persone, sia nel presente che nel futuro. Allora, a oggi noi leggiamo, diciamo, su questo che c'è da parte del governo della May, quindi di chi porta avanti quelle trattative, delle posizioni che sono, diciamo, perlomeno ondivaghe. Ogni tanto si cerca di buttare lì qualche rassicurazione, che rassicurazione davvero non lo è per niente, quindi frasi o articoli che escono in indiscrezioni rispetto al fatto che non sarà toccato nessun comunitario che è nel Regno Unito da oltre 5 anni, ma noi sappiamo quanti possono essere quelli che sono arrivati negli ultimi 5 anni. Non c'è voce e traccia di chi dovrebbe entrare o come potrebbe entrare qualcuno nuovo. C'è quindi su questo, come dire, da parte del governo del Regno Unito, diciamo, una posizione ondivaga che non sempre rassicurante per niente. C'è d'altro canto invece da parte dell'Unione Europea e dei rappresentanti in questa trattativa, a partire da Barnier, un'attenzione dimostrata che ci fa, diciamo, ben sperare, o perlomeno è sicuramente un bel segnale già di queste settimane. Cioè il fatto che si è voluto incontrare non soltanto i rappresentanti del mondo commerciale, economico e del mercato, ma c'è stata un'attenzione all'incontro con le forze sindacali, con le forze sociali, proprio per discutere su questi temi, proprio per mettere l'accento su questi temi. Noi non molliamo di un millimetro, noi ci saremo tutti i giorni, seguiremo questa vicenda, abbiamo costruito uno strumento che è una sorta di rassegna stampa bisettimanale presa dai principali media italiani e britannici su questo tema, per raccontare non solo i fatti concreti e diffondere i fatti concreti, ma anche i rumors, le sensazioni, gli stati d'animo che avvengono, e al tempo stesso partecipiamo sempre nei due lati della manica, sia nel contesto europeo che nel Regno Unito, a diverse piattaforme e tavoli con altri soggetti, che ci permette di, appunto, non solo di conoscere meglio la realtà, ma di poter essere in qualche modo più incisivi. Insomma, è forte, ad esempio, nel Regno Unito, a Londra, la realtà di una piattaforma costruita con molte altre forze di qualsiasi estrazione sociale, politica e culturale, una piattaforma Together Forward, che si occupa proprio di questo, cioè di porre l'accento sulla condizione dei cittadini comunitari all'interno del Regno Unito, in un'ottica, in un approccio che è quello della libertà di permanenza e di circolazione. Ci saranno altri osservatori? Abbiamo parlato di due, uno più complessivo, l'altro invece più votato appunto a queste problematiche della Brexit. L'osservatorio è un grande raccoglitore di attenzione ai vari temi specifici. Oltre a questo della Brexit, come diciamo, c'è sicuramente un osservatorio specifico sulle nuove migrazioni, l'esempio che facevamo, ad esempio degli argentini, dei cittadini argentini in Spagna, o dei cittadini di origine bengalese e pakistana ma con nazionalità italiana presenti nel Regno Unito. Altri due filoni dell'osservatorio saranno sicuramente sulla quella che viene chiamata dalla Romania la diaspora dei rumeni nel mondo. Qui, in collaborazione anche con la struttura dell'Inca Romania, è il nostro interesse puntare molto l'attenzione e studiare non solo le cifre, ma le dinamiche con cui nei vari paesi le comunità rumene si sono organizzate o tentano di organizzarsi e di integrarsi. Un punto di attenzione molto forte dell'osservatorio sarà naturalmente poi connesso con tutto quello che tradizionalmente riguarda le politiche sociali europee, come dicevamo, nonché il diritto di circolazione, di migrazione all'interno di aree come quella dell'America Latina, dove il fenomeno migratorio oggi è fortissimo. C'è quello sportello migranti fatto nella struttura di San Paolo, che è a disposizione appunto non soltanto tradizionalmente dei cittadini italiani, ma di tutti i cittadini migranti. Il Brasile, non finiamo mai di ripeterlo, è un paese storico di emigrazione, un po' come è stato l'Italia, che oggi si trova a essere un paese di forte immigrazione, proprio perché è il paese economicamente più forte dell'area, ma si parla di milioni di cittadini che vengono dalla Bolivia, dall'Uruguay, dall'Argentina, da tutte le aree, insomma, confinanti, e le istituzioni, ma anche le forze sociali e le forze sindacali di quel paese si trovano oggi a affrontare un nuovo tema. Il nuovo tema è quello dell'immigrazione. La nostra esperienza, arricchita appunto da studi e da relazioni più ampie, in questo senso siamo convinti che è fondamentale. È appena nata la struttura che ha sede a Bruxelles. Sì, è una ASBL, un'associazione transnazionale con sede a Bruxelles. Hanno già dato la loro adesione, associazioni, grandi associazioni, fondazioni, parlano di
migranti. Noi abbiamo in questo momento nella realtà, ad esempio comunitaria, la partecipazione a moltissimi tavoli su temi specifici a partire dall'espulsione dei cittadini comunitari o sempre connessi ovviamente all'integrazione. Si pensa ad esempio nella realtà di Bruxelles quante diverse realtà migratorie ci sono, una serie di relazioni che sono stabilite spesso su iniziative specifiche, quindi sull'evento di una giornata, e spesso vanno invece stabilite nel portare avanti studi e ricerche nello scambio di informazioni, materiali, competenze, a partire da non solo le buone pratiche, quindi fatte da sportello, diciamo così, ma proprio in quello che è la materia di studio e di ricerca. Il ventaglio di potenzialità, già che riscontriamo nell'arco appunto delle prime mosse, dei primi nostri filoni, è impressionante. Esiste in questo mondo, non soltanto in Europa, ma praticamente ovunque, una competenza diffusa, oltre che una sensibilità, un'attenzione, c'è una grande competenza diffusa che spesso si organizza però in piccole realtà, al di là delle grandi sigle che conosciamo, che fanno ovviamente assistenza di carattere umanitario, no? Soprattutto nei temi o nei momenti più delicati. C'è diffuso nel pianeta, diciamo così, in questo momento una rete di competenze, magari locali, parcellizzate, che è straordinaria. Cioè c'è una diffusione straordinaria. Tutte queste però competenze non sono quasi mai messe a rete in un ambito più ampio, in un contesto più ampio. Il nostro impegno, diciamo, nei limiti delle nostre forze e anche delle nostre capacità, è proprio quello, cioè cercare di costruire dei legami e dei fili tra tutte queste competenze, anche tra tutte queste conoscenze, e metterle reciprocamente a disposizione.